Giovedì 13 luglio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Gazzettino di Belluno, notizia in primo piano che ci porta nuovamente a Santo Stefano di Cadore. Il comune danno di immagine, strage di Santo Stefano. L'amministrazione sarà parte civile nel processo contro Angelica, ancora ricoverata in psichiatria. Oggi la fiaccolata a Mestre, domani i funerali a Favaro, mentre potrebbero spuntare nuovi video sulla tragedia. Il comune di Santo Stefano si costituirà parte civile nel processo per l'incidente di via Udine in cui l'automobilista tedesca Angelica Hutter ha investito e ucciso il piccolo Mattia, il papà Marco e la nonna Maria Grazia. Il sindaco Oscar Meneghetti spiega: invochiamo un danno di immagine concretamente configurabile, dice il primo cittadino, e domani la giunta al completo sarà al funerale delle 3 vittime a Favaro, Veneto, Venezia. Intanto l'investitrice resta ricoverata in psichiatria e non migliora. La difesa valuta di chiedere la perizia psichiatrica. Gli approfondimenti di Bonetti e Toscani da pagina 3 a pagina 2. In questo caso notizie all'interno dell'inserto riferito alla provincia di Belluno e quello nazionale. E la foto di copertina invece è dedicata al maltempo che ha colpito il Feltrino e l'Alpago. Anzi, dal Feltrino all'Alpago nella giornata di ieri, di mercoledì 12 luglio. Canyon sotto la tempesta, 6 bambini salvati dai pompieri. A Ponte nelle Alpi 6 bambini con i loro accompagnatori sono stati sorpresi dal maltempo mentre facevano canyoning in Val Maggiore nella zona di Cornolade. La cascata nella foto dell'archivio della guida alpina Andrea Basso che vedete appunto in questo scatto, salvati dai vigili del fuoco. L'approfondimento di Scarton e Santin a pagina 4. Lupi scatenati, a valle la gente ha paura di uscire, resti di cervi sbranati in un prato di casa, si teme anche per gli animali domestici sempre più vicini alle case e la paura degli abitanti per i propri animali cresce, i lupi trovano cibo facile, la gente è molto preoccupata. L'ultima segnalazione arriva dalla Valle del Boite, da Vallesina, frazione di Valle di Cadore, dove un residente, Claudio Agnoli, racconta della preoccupazione sua e dei vicini. Mia cugina di sera non esce più con il suo cane. Longarone, la Safilo prende tempo sulle richieste dei sindacati. Oltre 3 ore di confronto ieri nella sede legale della Safilo a Padova tra i vertici dell'azienda e le sigle sindacali. Sul tavolo la trattativa per traghettare i 458 lavoratori dello stabilimento di Longarone nelle mani di Telios, che ne assorbirebbe 250, e di Innovatec, che prenderebbe i restanti 208. I sindacati hanno calato una serie di richieste, tra cui quella principale di non far perdere un euro ai lavoratori. Il piano Innovatec prevede infatti di assumere gradualmente i 208 lavoratori nell'arco di 36 mesi. Durante questa fase per molti scatterà la cassa integrazione e qui arriva la conditio sine qua non: la Safilo dovrà farsi carico di integrare le indennità dei cassa integrati. Sport in prima pagina in questa edizione del Gazzettino di Belluno. Belluno Volley, mercato chiuso con 3 colpi e nel femminile nasce la Home Click. Calcio, Diego Bistole sarà il vice di Nicola Zanini alla Dolomiti. E ancora Belluno, sempre più tagli alla cultura, teatro, meno soldi per tutti. Si allarga il fronte dei malumori. Alla polemica aperta da Slow Machine si aggiungono anche il TIB e il Circolo Cultura e Stampa. Notizia quindi che interessa il Teatro Comunale di Belluno. L'approfondimento di Santin lo troveremo a pagina 5. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso notizia messa in primo piano riguarda la sanità bellunese e boom di vaccini, sono 60.000 in 6 mesi. L'USL numero 1, funzionano i grandi centri territoriali, eredità della pandemia, 12.000 accessi a Salce, gettonato il siero anti-zecca e sul Covid è sotto controllo, ma i virus mutano. Anche il Corriere delle Alpi porta un richiamo sulla prima pagina in merito alla tragedia di Santo Stefano di Cadore. Hutter isolata in ospedale, fiaccolata per le vittime. Sempre in ospedale Angelica Hutter, la 31enne tedesca, rimane ricoverata nel reparto di psichiatria del Civile di Venezia, sottoposta a terapia farmacologica. Stasera fiaccolata a Favaro, Veneto.
Teatro comunale, residenti preoccupati, un futuro senza garanzie, notizia che abbiamo trovato anche in questo caso sul Gazzettino di Belluno. Feltre, street food in centro annullato dai promotori. Con un messaggio su Facebook l'organizzazione ha annullato la 3 giorni di street food in piazza, sorpreso il comune. Alpini, il Cadorino del Favero comanderà la brigata Iulia. Il generale Franco del Favero di Valle di Cadore assumerà domani a Venzone il comando della brigata alpina Iulia. Un richiamo di spalle di carattere veneto, i sindaci leghisti sui migranti, l'accoglienza diffusa non si fa, contrari alla proposta del presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamo al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. In primo piano comunque una notizia che ci porta a Santo Stefano di Cadore, un aggiornamento riferito alla tragedia avvenuta giovedì scorso, i giorni dell'addio fiaccole per le vittime. La comunità vuole stringersi a Elena che ha perso figlio, compagno e mamma. La camminata di stasera andrà da Favaro ad Ese, domani mattina il funerale. Elena Potente, la mamma del piccolo Mattia che nell'incidente ha perso anche il marito e la madre, nelle ultime ore sta attraversando il momento più difficile. Lucio Potente, il nonno del piccolo, ieri ha detto di essere a pezzi, in questi giorni ha ricevuto la vicinanza di tutto il paese, stasera non sarà presente alla fiaccolata. Alle 10:30 di domani la cerimonia, lutto cittadino a Venezia e Marcon. E Angelica resta isolata in ospedale, nemmeno i genitori possono vederla, non è esclusa la perizia psichiatrica, la donna è sotto terapia farmacologica e i medici non hanno ancora formulato una diagnosi precisa. Prima di partire aveva litigato con i suoi familiari e il disagio potrebbe essere aumentato dopo il Covid. Quando sarà meglio avrà 5 giorni per farsi interrogare dal PM Simone Marcon. Passiamo ai fatti che riguardano la politica e la giustizia italiana, siamo a pagina 4, Giorgia al contrattacco, si parla di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano. Dal vertice NATO di Vilnius, Meloni rilancia le accuse alle toghe, fanno opposizione al governo, difesa a oltranza di Del Mastro e Santanchè. Oggi vede Mattarella il timore delle sue reazioni. L'approfondimento vi aspetta da pagina 4 a pagina 5. Ma continuiamo con l'Ucraina, siamo a pagina 8, l'invasione, lo scudo del G7. Zelensky, presidente dell'Ucraina, incassa la protezione dei grandi in attesa della NATO, aiuti finanziari e munizioni. Erdogan si offre come mediatore con Mosca. La Venere bruciata, incendiata l'opera di Pisoletto, inaugurata a Napoli a fine giugno, fermato un clochard 32enne incastrato dalle telecamere. Il sindaco, reagiremo e la riferemo. E vediamo in questo scatto l'opera in piazza Municipio, a sinistra e a destra il rogo che l'ha distrutta. Passiamo al Veneto, cortocircuito sui profughi, accoglienza, Zaia e Conte sulle stesse posizioni dei primi cittadini di centrosinistra, ma i sindaci leghisti invece fanno le barricate, esplode l'emergenza a Vicenza. Ecco alcune dichiarazioni di 3 primi cittadini di 3 importanti città venete. Incominciamo con Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza. Zaia ha ragione, unica risposta, accoglienza diffusa, ora la regione si metta alla testa. Sergio Giordani, sindaco di Padova, il presidente non fa che sposare la linea di buonsenso di chi amministra. Damiano Tommasi, sindaco di Verona, Palazzo Balbi sia capofila per sostenere gli enti comunali in emergenza. E a proposito dei migranti in Veneto, l'intervista di Laura Berlinghieri, il protocollo andava fatto 10 anni fa, lo si capisce ora dopo no ideologici. Zappallotto, ex prefetto di Venezia ai tempi dei Maxi Hub, l'accoglienza diffusa è l'unica via possibile, dispiace che ci si arrivi soltanto adesso dopo che la magistratura ha indagato su tanti prefetti. Rimaniamo in Veneto, si parla di sanità, a pagina 12, incagliato il cammino di gloria per il fine vita, fate presto o poi per me sarà troppo tardi. La 78enne deve essere sottoposta a un'ulteriore verifica che tarda a essere eseguita, la regione la faremo a giorni. Politica regionale, un ex ministro per la scuola veneta inlizza Bussetti ma anche Beltrame, ufficio scolastico regionale. Ma continuiamo con l'industria veneta, Electrolux Italia rassicura il governo, Susegana e Porsche ancora strategiche, i vertici dell'azienda hanno confermato gli investimenti, il ministro Ciriani in realtà importante per l'Italia e il nord-est.
Ed ecco le notizie riferite alla provincia di Belluno, siamo a pagina 15, teatro comunale taglia i contributi, residenti preoccupati, troppa incertezza, servono garanzie. Positivo incontro con l'assessora Damiano, era perplesso, non ne sapeva niente, la fondazione decide da sola. L'articolo a firma di Irene Aliprandi. I nodi da chiarire sono molti e intricati, ma tutte le parti in causa vogliono sperare nel buon esito del confronto. A poche ore dall'allarme lanciato da Slow Machine per il drastico taglio dei contributi da parte della Fondazione Teatri, i 3 soggetti della residenza teatrale hanno incontrato l'assessore comunale alla cultura Raffaella Damiano, che non ha potuto fare promesse, ma ha garantito il suo impegno alla ricerca di una soluzione. Non si è parlato solo di soldi, ma anche del bando del prossimo anno, rispetto al quale i residenti hanno proposto 2 ulteriori opzioni: un accordo di programma o una convenzione diretta con il comune. Sanità bellunese a pagina 16, boom di vaccinazioni, 60.000 in 6 mesi, i centri specializzati e drive-in funzionano. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione Sandro Cinquetti, che vediamo in questo scatto, è soddisfatto. A Salce gli accessi sono già stati 12.000 e troverete appunto il tipo di vaccinazione fatto nel primo trimestre. Sono un totale, lo avete sentito, di quasi 60.000 vaccinazioni. Troverete in modo singolo tutte le vaccinazioni che sono state richieste ed effettuate alla popolazione bellunese. Pagina 17, Urban Hub raddoppia Sedico, grazie ai contributi di Cari Verona, la Fondazione premia 3 progetti rivolti agli under 30, saranno replicati altrove, contributi anche per una iniziativa feltrina legata al settore dei beni culturali. Notizia di spalle, Camera di Commercio, integrativo territoriale per tutelare i dipendenti. Sabato in centro, viabilità modificata per il Belluno Pride, modifica la viabilità cittadina per il corteo legato al Belluno Pride in programma sabato, con ritrovo dei partecipanti alle 14.30 nel piazzale della stazione e conclusione alle 20.30 nei giardini di Piazza dei Martiri. Passiamo a pagina 19, 30 anni di parco tra tutela e promozione, il presidente Vigne, l'unicità è un valore aggiunto. Il presidente del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi osserva l'evoluzione dell'area protetta nell'approccio delle comunità locali e dei turisti. Nel capoluogo, pagina 20, cinema, ferie estive con il sorriso, il pubblico è tornato nelle sale, i gestori d'Italia e Petit Lumière sono fiduciosi, l'uscita dei film importanti ci ha dato una mano. Manuele Sangalli e il sogno estate 2024, film all'aperto nelle frazioni. Passiamo a Feltre con pagina 21, salta lo street food, l'azienda dà forfait e tenta di scaricare la colpa sul comune. L'irritazione e il dispiacere del presidente del Consiglio Trento, c'era l'accordo su tutto, una decisione inspiegabile. Sempre da Feltre, rapina ed estorsione all'amante clandestino, rimane in carcere. La replica Fusaro sul caso De Paoli, ricevuta già 7 volte. Seguiamo la vicenda di Diana De Paoli, che martedì mattina si è incatenata all'albero di Piazza Isola per rendere pubbliche le vicissitudini giudiziarie provocate da continue denunce di un vicino di casa che l'hanno stritolata dai debiti, è ben conosciuta al sindaco di Feltre, Viviana Fusaro. Sanità feltrina, antisismica all'ospedale Padiglione Guarnieri in attesa, i 32 milioni frutto dell'accordo tra Stato e Regione bastano per il Dalla Palma, nel progetto è inserita anche una migliore efficienza energetica dell'edificio. L'omicidio di Fener, la supercolla non vede, le impronte sul coltello e ancora a Cimolais, dolore toracico in quota, soccorsa una feltrina. Santa Giustina alle 20, riunione pubblica sul cantiere a Formegan, Querovas, Schievenin in ospedale, dichiarato fuori pericolo. Passiamo a pagina 23, rimaniamo nel Feltrino, Cesio Maggiore, altro intoppo ai lavori alla casa del Mezzadro del Museo di Saravella. L'impresa Frusinate, che doveva eseguire l'intervento, ha chiesto all'Unione Montana la risoluzione del contratto. Siamo a pagina 24, Sedico, provinciale verso Trichiana, arriva il limite di 50 all'ora, esteso il confine del centro abitato dalla rotatoria di Nico fino ai Carabinieri, messi in sicurezza i marciapiedi lungo via Stadio, realizzate le rampe a Mas. Limana, progetti di sviluppo, 2 incontri con il GAL, a Limana oggi alle 10.30 il primo appuntamento, il secondo invece è previsto in Valbelluna, vediamo se è indicato il giorno, l'Infodesit Terrassi, mercoledì 19 luglio alle 17.30 nelle sede del GAL, siamo nell'ex municipio di Trichiana. Sedico, domenica la cerimonia al Ponte di Salce, torna domenica la commemorazione dei caduti al Ponte di Salce. Borgo Valbelluna, installati porta bici e biciclette, siamo davanti al Lincoln, frazione di Trichiana.
Longarone, artiglieri in congedo da Veneto e Friuli per rendere onore alle vittime del Vajont. 60 anni fa furono tra i soccorritori dopo il disastro. Domenica il raduno con i labari di 28 sezioni a Narti. Notizia di spalle, al pago, viabilità, accordo per finire i lavori a Ziotte. Continuiamo con il generale bellunese oggi a 91 anni, un richiamo sempre in merito al raduno degli artiglieri che si terrà questa domenica a Longarone. I dolorosi ricordi di agosto, tra le macerie affiorò il viso di una bimba. Passiamo a pagina 26, accoglienza migranti, notizia in questo caso che ci porta in Agordino, arrivi di migranti, i sindaci chiedono il via libera al lavoro, 3 giovani del Mali sono stati assegnati a Canale d'Agordo, Grones, sindaco del comune di Livinallongo del Coldilana, da noi giocano con il Fodom e vorrebbero impiego. Notizia di spalle, un radar spaziale sulla Marmolada per testare i ghiacci, apparato simile a quello della sonda JUICE è stato portato in elicottero sul massiccio. Continuiamo con pagina 27, la polemica, progetti pubblici in ritardo, Ghedina contesta Lorenzi. In consiglio l'ex primo cittadino ampezzano punta il dito sulla giunta in carica, se non partiranno entro autunno alcune opere non vedranno mai la luce. E sempre in merito alla politica che interessa Cortina d'Ampezzo, sia al consuntivo 2022 rimangono in cassa quasi 2 milioni, notizia portata dal Consiglio Comunale. Ancora da Cortina, barriere architettoniche in centro, volontari arruolati per mapparle. Sabato, nell'ambito di Scoop, i partecipanti utilizzeranno una app. E adesso siamo a pagina 28, il cadorino Franco del Favero alla guida della brigata Iulia. Il generale originario di Valle assumerà domani il comando alla caserma Feruglio a Venzone. Il sindaco Offer, presente con una delegazione alla cerimonia, è un orgoglio per la comunità. Borca di Cadore, canalone più solido, in partenza a Cancia i lavori della provincia. Valle di Cadore, minacce con il coltello e pugna al nipote, condannato a 7 mesi. Siamo a Perarolo, 6 territori cadorini si alleano con il progetto Imprese Borghi, il bando del PNRR apre nuove opportunità per le terre alte bellunesi. Lunedì, magnifica Pieve di Cadore, incontro per mettere a punto la strategia. Dalla rubrica Cultura e Società ai grandi concerti dell'estate, la mia storia è diventata un po' la vostra, 30.000 allo stadio con Tiziano Ferro. All'Euganeo di Padova, domani sera 20 anni di carriera in 33 brani, look elegantissimo, effetti visual creati dai giovani. Ed ecco appunto alcuni scatti della scenografia che accompagnerà il concerto di Tiziano Ferro a Padova. 1929-2023, Milan Kundera, la tensione del genio verso la leggerezza dell'essere, l'esordio da poeta, la passione per il jazz e il caso editoriale degli anni Ottanta, il Nobel sempre sfiorato. Dalla rubrica Giorno e Notte, lavori e giochi di inizio Novecento, a valle un viaggio nel passato, sabato e domenica la manifestazione che riporta il paese indietro nella storia, falegnami, scalpellini, ricamatrici e fabbri al lavoro nelle vie e nei vecchi fienili. Feltri, 40 anni di pittura di Rosanna Cecchetti in mostra nella Cittadella e ancora a Pieve di Cadore, l'Italian Newman Circus nel campo sportivo, oggi il primo spettacolo. Domenica messa, musica e pranzo in Valle di Sereno. Ancora dalla rubrica Giorno e Notte, la rassegna debutta Il cielo sopra Belluno con 3 spettacoli d'eccellenza. La Casa delle Arti ospita 2 eventi, il terzo in scena nelle corte di Palazzo Fulcis, sul palco il premio Ubu 2021, il teatro Canzone su Gabber, un monologo torrenziale. Sport bellunese, la Lazio in ritiro da Auronzo sotto la pioggia, Sarri chiede ritmo e intensità, applausi per lui. Prima seduta con il maltempo, poi nel pomeriggio va meglio, la squadra lavora su 4-3-3 e chiude con una partitella. Pallavolo Serie 3, Antonacci, Orto e Fraccaro, altre 3 novità per il Belluno, formazione al completo per coach Gianluca Colussi con gli ultimi innesti. Intanto oggi si conosce il calendario di campionato, diretta su YouTube alle 14.30. Pallavolo femminile, Home Click SB Volley, Sedico e Belluno in una unica società, progetto per tutti. Edoardo Bolzan, primo anno Under 23, sto sentendo la fiducia nel team, si parla di ciclismo giovanile a pagina 35. Atletica a pagina 36, Sommacala agli europei in maglia azzurra, non ho nulla da perdere, il 21enne dell'Athletic Club Belluno in gara in Finlandia, prima esperienza in nazionale, domani batterie 110 ostacoli. Sport paralimpico, René De Silvestro fra i 13 tecnici delle Fiamme Oro, corsa in montagna, la carica delle 800 coppie alla Transcivetta Carpos per un record da battere.
E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per giornata di domani, sereno o poco nuvoloso, salvo residui e nuvolamenti fino al primo mattino e modesti cumuli pomeridiani in prossimità dei rilievi. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera per streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.